Amici bellini, sì, benissimo, nuova settimana, nuovo martedì, un altro video dove possiamo parlare di un Napoli vittorioso e ci fa piacere, veramente roba inaspettata ma meritata, bisogna dirlo, e dobbiamo fare prima post partita perché ci sono molte cose interessanti scritte sulle bollette. Non giocate le bollette, scrivete sulle bollette così salvate gli alberi, poi faremo il video di approfondimento tattico con la lavagnetta. Cominciamo! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto. First thing first, I'm a realist. First thing first, I'm a realist. Iggy Azalea. Marco Aliperti, benvenuto. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Bentornati a tutti i vecchi iscritti. Secondo me questo deve essere un nuovo modo di iniziare i video, perché io devo ringraziare sempre anche lo zoccolo duro del canale, perché siete straordinari, siete community, siete fratelli e sorelle. E quindi bene così. Per chi si fosse collegato solo adesso, sono Valerio Fluido da New York, mi potete trovare un pochino dappertutto. Ci piace parlare del Napoli, specialmente quando è un Napoli vittorioso. Signori miei, la copertina della partita, adesso affrontiamo le parole di Spalletti del post gara, quelli di K2, perché poi K2 viene anche intervistato a fine partita e io devo farvi vedere una fotografia prima di tutto, che è questa qua, e mi metto qua. Perché secondo te? Perché guardate un pochino la faccia di Koulibaly, l'abbraccio quasi paterno da fratello maggiore, e ci sta tutto perché Koulibaly ne ha viste tante, è un leader di questa squadra, abbraccia Osimhen che è uno di quelli giovani che sta uscendo dal fuoco e che è stato anche lui vittima di insulti razzisti, mi dicono, perché poi non ho trovato immagini al riguardo né commenti al riguardo dalle televisioni. Scrivi, ho cercato fino a tarda notte ieri, Fiorentina-Napoli, insulti razzisti eccetera. Ho visto solamente dei commenti sdegnati dei nostri, non ho visto altre cose. Questa è la cosa, cioè è bella l'immagine, ma è gravissimo il perché arriva questa immagine. Ritorniamo un attimo in una posizione un po' più comoda, perché sennò non riesco a parlare. Che cosa tremenda, cioè noi stiamo parlando siamo nel 2021 ed è grave anche nel 2000 e nel 1900, non si può più accettare, e facciamo che ci abituiamo ai coli sul Vesuvio, ci abituiamo ai coli sul colera, e ci abituiamo che se poi voi cercate Fiorentina-Napoli razzismo ne trovate parecchi di 7 anni fa, di 3 anni fa, usa il sapone eccetera eccetera. Ma la culla della civiltà, ci rifletteva anche Angelo Forgione sulla cosa, andate a cercare il suo post di ieri. Sono tante le riflessioni da fare, l'importante è non sminuire la cosa. Sono 4 scemi, perché non sono 4 scemi, sono 40.000 scemi che vanno individuati uno per uno e vanno cacciati dagli stadi. Se poi li cacci anche da tutte le manifestazioni pubbliche e private, vedi che magari non imparano, però almeno si fanno una vita in solitaria, perché questa poi dovrebbe essere il finale della storia. È gravissimo, non si può fare, non so più come nemmeno commentare questa roba qui. E un ragazzo come Osimhen che si deve godere la vittoria, si deve godere la grande prestazione. Andate a vedere con quanta amarezza ha festeggiato la vittoria, con un post su Instagram dove dice: insegnate ai vostri bambini che è disgustoso insultare oppure odiare qualcuno per il colore della pelle. È veramente pazzesco. Noi oltretutto non solo i nostri ragazzi africani vengono insultati per il colore della pelle, nella mazzamma di questa roba ci va anche il napoletano, ci chiamavano africani, ma quindi cioè è proprio veramente è il culmine, il vaso è colmo, ma era colmo già, quindi continua a uscire acqua odiosa da questo vaso e nessuno fa mai niente. Un applauso al commento della Fiorentina a caldo, le scuse arrivate a Koulibaly loro ritengono inaccettabili e dicono che cercheranno i colpevoli. Aspettiamo che alle parole si passi ai fatti, dalle parole si passi ai fatti, perché veramente non ce la faccio più ed ogni domenica dobbiamo parlare sempre di questa storia. Veramente pazzesco. Mi riallaccio quindi a K2, la partita perfetta, gli chiedono: hai fatto la partita perfetta? Koulibaly
Koulibaly subito dice non direi, non mi sembra una partita perfetta, perché comunque il gol l'abbiamo subito, perché abbiamo fatto una partita in crescendo, perché Koulibaly come Spalletti poi dopo sa benissimo di poter fare sempre meglio, e proprio la partita di Koulibaly è stata una partita in crescendo, perché all'inizio così e così e poi sempre più dominante fino a chiudere tutte le linee di passaggio che arrivavano verso Vlahovic. Siamo la squadra da battere in questo momento, dice Koulibaly. Gli chiedono che cosa ha chiesto, di cosa ha parlato con Anguissa, e dice di continuare così. Anche Anguissa, protagonista di una partita in crescendo, proprio il giocatore che ci serviva, dice Koulibaly, di continuare così perché ci serve una grossa mano da parte di tutti, bravi ragazzi, Koulibaly leader, Koulibaly bene. E poi dice gli chiedono, qua subite pochissimi gol, 3 gol in 7 partite, sono veramente pochi, il grande lavoro della difesa, e Koulibaly dà una grande risposta e dice a me non mi va di prendere questi 3 gol, quindi dobbiamo fare molto meglio, l'obiettivo è il clean sheet, in modo tale da stare tranquilli e permettere poi agli attaccanti di fare il loro lavoro. Bisogna stare assolutamente sempre sul pezzo, perché Spalletti ci ricorda anche che con i 5 cambi avviene una partita nella partita, quindi tu devi stare tranquillo, non devi mai subire troppo. E anche Koulibaly sottolinea il lavoro dello staff, col quale condivide i meriti di una difesa che si sta comportando molto bene. Passiamo alle parole di Spalletti, il siparietto nell'intervista post partita con Mourinho, che era in collegamento dall'altra parte. Mourinho in maniera molto simpatica, da par suo, dice Spallettone, le vuoi vincere tutte, penso che ne devi perdere una la prossima in trasferta, e si riferisce quindi alla partita con la Roma. Piacevole. Gli chiedono poi a Spalletti, ti aspettavi di ribaltarla, perché ti abbiamo visto più calmo anche delle altre volte in cui magari eri in vantaggio, e Spalletti comincia a fare analisi, dice uomo contro uomo ci serve un po' più di impatto fisico e ci viene difficile a noi, quindi dobbiamo dare quel di più anche nell'uno contro uno, perché la Fiorentina ci propone una di queste partite qui, di uomo contro uomo, di aggressione alta, e quindi poi dopo dice è chiaro, noi dobbiamo essere bravi su questo 1 contro 1, ma se loro ci affrontano così, io ho l'arma della pallata, la famosa pallata su Osimhen, dove se poi hai l'1 contro 1 contro Osimhen, qualche rischio tu, squadra avversaria, te la prendi. Quindi ci ricorda anche il bene e il male di affrontarci così. I cambi, si parla, penso fosse Barzagli, la partita della maturità, con i cambi la risolvi sempre. Sì, i 5 cambi, ripete Spalletti, ne abbiamo già parlato, fategli domande nuove, se no Spalletti si deve ripetere e deve trovare dei sinonimi. Siamo comunque stati sotto al livello nostro solito. Spalletti fa molta autocritica, è bello questo, perché non mi devo scervellare più di tanto per pompierare. Spalletti è bravo nella vittoria a individuare le fasi di gioco dove il Napoli deve ancora crescere, perché comunque se andate a vedere la reaction, il sudore, ce la siamo sudata, qualche tifoso più apprensivo ha sofferto anche più del dovuto, e insomma quando vinci di un gol è sempre una partita tirata. E poi ci parla anche di Anguissa, che è salito molto nel secondo tempo, dove è migliorato molto, perché all'inizio così e così. I meriti dei centrali, e qui ci dà un altro spunto tattico Spalletti, perché dice i centrocampisti devono aiutare di più quando poi danno quella palla a scavalcare verso Vlahovic, ma sono stati bravi anche a cavarsela da soli. Bisogna migliorare, insiste Spalletti quando parla del 3-1 mancato che comunque il Napoli ha avuto nelle sue corde. Se noi vediamo le occasioni, queste qua colorate, e giustamente c'è il gol mancato da Elmas per pochi centimetri, il tiro al volo di Osimhen sul cioccolatino dato da Insigne, la punizione di Mario Rui, Politano che ha tirato a stretto troppo. Insomma, si poteva fare anche il 3-1, e quello è importante per poi darti tranquillità di gestione del finale. E quindi Spalletti ci parla anche di Demme, che deve tornare in forma, come di Mertens. Insomma, questa è una squadra che in questo momento ha dovuto fare di necessità virtù, per non aver avuto nemmeno Lobotka come cambio per i centrali di centrocampo, quindi si è dovuto un pochino tirare la carretta, e quindi aspettiamo anche il ritorno di Demme, importante. Poi mi segnalavano che a fine partita Spalletti gli ha detto delle cose a Demme, e riguardando il finale della partita ho visto una verticalizzazione frettolosa di Demme dove abbiamo perso palla, forse quella cosa ha dato un pochino
pochino fastidio a Spalletti, Demme ha bisogno di tempo per rientrare negli schemi, nel clima partita, proprio nella partita, nelle gambe. Lo schema in stile Dortmund gli è stato segnalato e qui è straordinario Spalletti, e io mi gioco una carta a 10 minuti di video, non perché uno si vuole atteggiare eccetera eccetera, ma perché delle conferme ce le danno quotidiane, ce lo dà il campo. Quando noi, io l'anno scorso, magari i nuovi non lo sanno, quelli più anziani lo sanno bene, facemmo la petizione da mandare al Napoli, che poi gli sia arrivato o meno, il dubbio gliel'abbiamo installato. Noi chiedevamo il ritorno di De Nicola e l'inserimento di una figura che possa essere mediana tra la società, Giuntoli, giocatori eccetera eccetera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire inserire delle competenze specifiche, perché quando tu devi fare tutto da solo perdi delle energie. Il delegare che chiediamo a De Laurentiis significa poter essere ancora più snelli. La società con poche persone snella, che si dice una società snella, invece ti fa perdere più tempo. Per l'esempio classico, le magliette. Se De Laurentiis deve andare a scegliere i tessuti, deve scegliere il design, deve fare tutto da solo, la produzione, arriviamo in ritardo e siamo ancora in ritardo. Di conseguenza, delegare cosa vuol dire? Ce lo fa capire Spalletti nell'atto pratico. Si parla dello schema e Spalletti fa nomi e cognomi, ci dice il nostro analista, poi ci parla di Baldini, ci parla di Calzona per le fasi difensive. L'analista, e facciamo nome e cognome, Simone Beccaccioli, che ci ha segnalato quello schema e si è stato poi riprodotto dal Napoli. La pressione alta invece se ne occupa di più il vice di Spalletti, che è Domenichini. Insomma, Spalletti non solo si divide i meriti del miglior allenatore del mese di settembre con il resto della squadra, ma fa nomi e cognomi dei suoi collaboratori. Perché? Perché delegare e fidarsi dei collaboratori significa che tu poi puoi concentrarti di più sulle altre cose che devi fare come allenatori in primis. Questa cosa è bellissima. Quindi ecco come cresce poi una squadra e una società: delegare. Torna Sinatti, torna Calzone, torna il Santoro come direttore, insomma è veramente importante. Dopodiché, dov'è la cosa di... questa è solamente l'intervista, perché poi nella conferenza arriverà anche la domanda su Insigne. Partita più sofferta o più importante? Abbiamo potenzialità superiori a quelle espresse nel primo tempo, e qui ci rifacciamo anche alla mia reaction, dove nel primo tempo ho detto partita molto tattica, ma la Fiorentina ha avuto il pallino del gioco, quindi attenzione, tutto bene, siamo forti, siamo molto forti, siamo primi in classifica, però abbiamo potenzialità superiori, attenzione. Prova di maturità o di forza? Sia di maturità che di forza, anche in base alla sconfitta che era arrivata, perché ricordate che le sconfitte non fanno mai bene, però se tu reagisci in questo modo dopo le fatiche della sconfitta, ecco che rimetti benzina nelle gambe, il famoso acido lattico, e insomma, quindi veramente importante. Questa era proprio importantissima, soprattutto in vista della sosta, perché sappiamo che 15 giorni con una sconfitta sulle spalle è tosta. Invece adesso siamo più sereni, chi si deve riposare si riposa, chi deve andare in nazionale ci va, ma ci va con serenità, insomma fondamentale. Quindi gli arriva la domanda su Insigne, che non gli stringe la mano, insomma è sorpresa la reazione eccetera eccetera. Spalletti mette acqua sul fuoco immediatamente. Insigne semplicemente mi ha detto che ne aveva ancora da spendere, e quindi io lo terrò presente, la prossima volta lo farò giocare di più, e poi scatta in un sorriso serenissimo. Grazie Luciano, grazie veramente, perché ci sta insegnando non solo calcio ma anche come si affrontano certe situazioni. Ha studiato tantissimo, ha studiato l'ambiente Napoli, ha studiato questa squadra per filo e per segno, aveva probabilmente già individuato delle criticità, e Spalletti ci sta mettendo mano, veramente veramente importante. Gli chiedono ancora una volta dello scudetto, Spalletti fa un sospiro. Ma come te la dico un'altra volta questa storia qua? Abbiamo delle qualità, ma abbiamo anche dei difetti. E dai, è importante. Non vederle sarebbe disonesto. Faccio il simpatico ma non lo sono. Non si riferisce a se stesso. È come deve affrontare la squadra anche certe partite. Uno è simpatico, ma non devi essere troppo simpatico, non devi dare troppa confidenza all'avversario, piacerti. Devi battagliare quando c'è da battagliare. La cosa che ci dice Spalletti: le 3 fasi, perché c'è la fase attiva di possesso, ci sono le notifiche Telegram e il like che vi siete dimenticato. Perché vi siete dimenticati il like? Vedete, iscrivetevi al canale Telegram e mettete il like.
seguitemi su Instagram, fate tutte le cose belle lì. La fase attiva, la fase passiva e poi c'è la fase di nessuno, dove praticamente il portiere, per esempio, rinvia il portiere avversario o il portiere tuo e lì si gioca sulla seconda palla. Qualcuno salta di testa, la palla spiove, devi aggredire, deve essere tuo quel pallone. E quindi questa è un'altra cosa che si allena, che si deve migliorare, perché in molte occasioni il Napoli la seconda palla non l'ha presa e non è possibile. È una squadra che vuole ambire a grandi traguardi, deve curare anche questa fase qua. È una cosa veramente straordinaria. Si aspettava un inizio così, quindi si snocciolano nei numeri delle 7 vittorie consecutive da parte sua, da parte di Spalletti. Spalletti dice vabbè sì, mi aspettavo, io lavoro fondamentalmente, ma poi ricordo di averne vinte anche 11 consecutive con la Roma. Lui dice no ma noi intendiamo all'inizio ma con l'Inter avevi fatto 6 più un pareggio. Vabbè, allora abbiamo cominciato bene, che vi devo dire, va bene così. E poi un saluto finale lo rivolge Spalletti, dice Firenze comunque è uno stadio che mi emoziona, e rivolge un saluto a Ciccio Rialti, compianto giornalista, voce della Fiorentina, che era sempre il primo a rivolgergli una domanda in conferenza quando Spalletti andava poi ad affrontare la Fiorentina in quello stadio, quindi ha avuto un pensiero anche per un giornalista di Firenze. Spalletti è tifoso della Fiorentina, non possiamo più negarlo, andava allo stadio come raccattapalla, insomma quello stadio lo emoziona. Signori miei, passeremo prestissimo all'analisi tattica, tra qualche ora vediamo un pochino come mi gira. È uno Spalletti che sta sul pezzo, è pronto, è brillante. Il Napoli reagisce alla sconfitta pesante in Europa con una vittoria importante, altrettanto pesante in campionato, perché il Milan non si ferma, perché l'Inter in qualche modo comunque riesce a superare l'ostacolo Sassuolo, perché la Juventus ha ripreso a macinare punti, magari gioco no, ma i punti li sta macinando. Ci lasciamo un pochino più dietro Lazio e Atalanta, perché questi 3 punti ci portano 3 punti sopra alla classifica che già c'era. La Roma invece vince, nonostante l'Empoli aveva cominciato bene, ho visto gli highlights. Insomma è veramente un bel campionato che ci dobbiamo godere partita dopo partita da New York. Valerio Fluido è tutto, rimanete collegati su questi canali, perché potrei poi andare in televisione da qualche parte, potrei intervistare dei giornalisti importanti, potrei lanciare un'altra canzone tipo Messico 86. A proposito c'è qualcun altro che devo nel prossimo video. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.